Bella rossa, bella! Vai! Oppola! Abbiamo che torna ordine! Copertura adesso! Dalej robimy tutaj kosza, tak jak się umawialiśmy. Wtedy mają skrzydłowa takie przygotowy. I nostri obiettivi è quello che ci siamo detti, tanta attenzione alla difesa e tanta qualità a difesa del pallonetto.
Michele Fanni, una partita un po' sofferta ma una vittoria meritata che bilancia gli europei. Sì, siamo partiti in quinta, pronti via e abbiamo fatto subito le cose che ci eravamo pensato di fare, cioè essere molto aggressivi con la battuta e lavorare bene e forte sul muro difesa, dimostrando la nostra superiorità a livello tecnico per quanto riguarda la battuta e la ricezione. Grande pubblico. Assolutamente, fantastico, davvero molto bello ed emozionante giocare una partita in questo ambiente davvero caldo, tanta gente che faceva il tifo. Sono molto contento e spero e penso che comunque abbiamo dato un bello spettacolo, abbiamo dimostrato che la pallavolo giovanile comunque in Italia è uno spettacolo, è da venire a vedere. È l'emblema della felicità il volto di Adriano Vilato e quello di Bruno Cattaneo, presidente e vicepresidente del FIPA, per questo doppio successo degli azzurrini a Bassano e dei ragazzi a Mattina Franca. Bruno. Assolutamente, una gioia veramente incontenibile, molto contenti per il risultato della Puglia, dei maschi, per il pubblico, per la situazione, per l'affetto con cui ci hanno seguito in questa partita, fantastico, non potevamo iniziare l'anno in modo migliore.